Alle 15:15 Matteo Renzi è sbarcato a Monfalcone per continuare il suo tour elettorale a sostegno della candidata Deborah Serracchiani in Friuli Venezia Giulia. Il top player della politica del centro-sinistra che avanza. Insomma, Matteo Renzi, come da suo modo di fare e di operare, non le manda a dire e così esprime la sua opinione. Il brodo disturbando il vostro pomeriggio. Ci tengo però a dire che sono felice di essere qui insieme a voi, insieme a Deborah, perché io non so, alle amministrative del 2009 venne bene di asfaltarlo. Sullo smacchiarlo siamo andati così. Adesso l'importante sarebbe licenziarlo, quello che c'è qua adesso in Friuli Venezia Giulia, e far sì che finalmente tra 15 giorni possiate voltare pagina. La mia impressione è che se volete davvero cambiare, se vogliamo davvero cambiare e dare un segnale di cambiamento vero, dobbiamo dire grazie a questa legge elettorale che c'è in Friuli Venezia Giulia e nelle altre regioni, ma anche nei sindaci, dove alla fine si sa chi ha vinto. Dico sempre scherzando che ancora quando si è votato c'era ancora il Papa di prima, poi c'è stata la sede vacante, il conclave. Vi immaginate se la Chiesa Cattolica avesse fatto il conclave con il Porcellum? Voi diate un segnale che è un segnale di concretezza.